Sì, buongiorno a tutti da Venezia, dove poche ore fa nel corso della mattinata è stata pubblicata dal Tribunale amministrativo regionale la sentenza sui ricorsi presentati contro il referendum del 30 settembre da Comune di Venezia e Città metropolitana. Parliamo del referendum sulla separazione, votazione che non si terrà perché il Tribunale amministrativo ha accolto in pieno le ragioni del sindaco Brugnaro e dei suoi tecnici che appunto chiedevano che venisse sospesa questa consultazione perché in contrasto con la legge del Rio. Niente referendum il 30 settembre, quindi tutto da rifare. Sono sotto shock i comitati separatisti che da anni portavano avanti una battaglia per far tenere questa quinta votazione sulla divisione in due del Comune di Venezia tra Laguna e Terraferma, entusiasti invece i comitati unionisti, il cui presidente Paolo Cuman ha organizzato immediatamente uno spritz celebrativo a Punta San Giuliano, che per lui è il simbolo di questo comune unico e dell'indissolubile legame che c'è tra Laguna e Terraferma. Si attendono inoltre le reazioni del sindaco Brugnaro e del governatore Luca Zaia, che aveva indetto questa consultazione come previsto dalla legge in quanto presidente della regione. Per il momento è tutto da Venezia, ma senz'altro ulteriori aggiornamenti su questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali.